Buongiorno bellissimi. Questo in realtà non è il giorno in cui inizio i lavori del video che vedrete, ma il giorno in cui li ho finiti. E volevo fare una nuova introduzione perché quella precedente secondo me non era degna del video che state per guardare. Cercherò di comprimere in un unico video un lavoro che non è durato giorni ma settimane. Quindi spero che vi piacerà e che magari impariate qualcosa di utile anche per voi stessi nel caso in cui voleste fare una cosa simile nel futuro. E niente, quindi vi auguro buona visione. In questo video verniciamo Michelangelo. Eccoci! Oggi iniziamo a carteggiare e sarà lunga perché dobbiamo carteggiare tutta la superficie dello scolabus, compreso il tetto, e dopodiché ci saranno ancora diverse fasi perché dovremo passare con degli stucchi nei punti in cui abbiamo rovinato troppo la lamiera. Ci sarà una seconda carteggiatura fine con una grana molto più sottile, dopodiché passeremo l'antisilicone per eliminare polveri e grasso, fondo epossidico, ultimo antisilicone e infine verniciatura. Quindi se tutto va bene in questo video, ma probabilmente lo sapete già dalla copertina del video, il nostro scolabus sarà di un altro colore. Anzi, direi che possiamo iniziare con questo. Ho già dato un'occhiata e sembra che ci siano dei vitozzi incastrati da questo lato che vanno svitati da dentro, o meglio da sotto. Vabbè, facciamolo. Banana. Erano in punti molto difficili da raggiungere, ma se non altro non erano abitate strettissime. Ma guardate queste, mi avevano fatto il nido anche dentro al paraurti, assurdo. E niente, adesso iniziamo a carteggiare. Non penso che ci saranno cose particolarmente tecniche da raccontarvi, sarà un cicchi continuo per diverse ore, quindi avanti veloci. Banana. Banana. A domani! Eccoci! Ed è il terzo giorno che grattiamo la vernice dello scolabus. Iniziamo parecchio tardi perché ero stanchissimo e quindi inizio a grattare alle 11:30. Orario perfetto per grattare il tetto dello scolabus. Banana. Mamma mia, mamma mia. 4 giorni ci sono voluti in totale per grattare tutto quanto con la grana grossa. Non so se vi siete accorti che è passato un giorno dall'ultima volta che ho parlato e stamattina sono anche andato un po' avanti con il discorso buco, stucco, ruggine. Non so se ve l'ho già raccontato, ma lasciamo parlare il me di stamattina.
È domenica 10 agosto e ieri grattando in questa zona si è formato un piccolo buco, il che vuol dire che la ruggine aveva assottigliato il metallo. Dopodiché gli ho dato una mano con il convertitore di ruggine e adesso, visto che comunque il buco non è gigantesco ma non è neanche piccolissimo, pensavo di utilizzare lo stucco in fibra di alluminio che, se vi ricordate, abbiamo usato sul telaio. E sopra allo stucco in fibra di alluminio metterò anche lo stucco, quello normale da finitura, per avere un bel lavoro pulito e finito. E ieri, prima di iniziare a grattare il tetto dello scolabus, ho pensato: ma se prima di iniziare dessi una pulita ai punti più rovinati e mettessi lo stucco, in questo modo, intanto che finisco di grattare, lo stucco si asciuga e poi posso proseguire con la seconda fase, invece di fare una cosa alla volta. Perciò, se vedete delle macchie rosa attorno allo scolabus, quello è lo stucco. Comunque, ridi e scherza, tra stucchi, convertitore di ruggine e video con il drone, ieri non ho finito di grattare il tetto dello scolabus, quindi oggi, per la quarta giornata di fila, continuiamo a grattare la vernice ed oggi la finiamo. Sto diventando matto con questi flashback avanti e indietro. Bene, adesso che abbiamo grattato tutto quanto, facciamo il giro e diamo una grattatina a tutte le zone che ho stuccato e successivamente diamo una passata rapida con una grana più fine. Usiamo magari una grana 180, 200 e qualcosa, ma solo nelle zone più larghe, dato che non mi sono stufato di grattare. Comunque vi dirò che in questi giorni ho lavorato circa 6-8 ore al giorno, tutti i giorni, negli orari peggiori, perché niente, la mattina non riesco a svegliarmi presto e quindi inizio alle 10, 11, fa caldissimo, vado avanti fino alle 2, poi mi devo fermare un po' per mangiare, un po' perché fa veramente troppo caldo, e poi riprendo il pomeriggio verso le 4, 4 e mezza, 5 e vado avanti fino alle 8, 9, e quello è un buon orario. Però le braccia le sento tutte. Non era necessario carteggiare così tanto, ma possiamo dire che adesso è lo scolabus più liscio del nord-est Italia. Quindi ufficialmente la carteggiatura alla fine ha richiesto 4 giornate e mezza. Not bad. Adesso diamo una bella pulita e poi vi racconto cosa facciamo. Ho avuto un'idea, dato che i lavori procedono troppo rapidamente, adesso togliamo anche tutte le finestre. Voglio verificare che non ci sia ruggine sotto come sono le guarnizioni, e poi credo che renda anche più semplice ed efficace la verniciatura. Perché sì, piuttosto che mettere un sacco di scotch, poi usare il pennellino, fare un lavoro fatto male, credo che sarebbe meglio carteggiare anche dove ci sono le finestre, mettere il fondo epossidico che protegge e infine anche il colore. Ed effettivamente c'è un po' di ruggine, non tanta, non dappertutto, ma ci sono alcuni punti dove è stata una buona idea togliere tutto quanto per fare una bella pulizia. E per non sprecare niente, adesso utilizziamo la carta vetrata che non gratta più per eliminare tutto il catrame, tutta questa sostanza nera appiccicosa che teneva incollate le finestre. Porca miseria! Pensavo di riuscire a risolvere il problema ruggine in 20 minuti, in mezza rete, invece è molto più di quanto mi aspettassi.
altro che 20 minuti, ci ho messo 6 ore. Alla fine ho deciso di utilizzare un metodo dove tolgo il grosso della ruggine con un utensile multifunzione, con un accessorio che gratta il metallo ma senza essere troppo aggressivo, quindi non come la flex. E poi sono passato per eliminare la polvere che rimaneva nelle cunette con il trapano e la spazzola. Porco can, alla fine era tanta roba, anche perché sul lato superiore e inferiore delle finestre c'è la lamiera che è attaccata a un'altra lamiera, quindi c'è una fessura che entra dentro e ho voluto pulire bene anche lì. Quindi è stato un lavoraccio, ma sono estremamente soddisfatto, devo dire che penso sia venuto un bel lavoro. Poi dopo aver grattato tutto ho passato con l'Indo, con l'antisilicone di Esperti della Vernice per eliminare la polvere e il grasso prima di mettere il convertitore di ruggine, sempre di questa azienda, che adesso lavorerà. In realtà ho grattato così tanto che probabilmente non sarebbe stato neanche necessario, però l'ho anche fatto colare un po' nelle fessure così da assicurarmi una protezione aggiuntiva. Adesso aspettiamo 12-24 ore, quando il convertitore si sarà asciugato completamente, devo decidere se stuccare e poi passare il fondo epossidico o se andare direttamente con il fondo. A presto! Eccoci! Bentornati! Oggi è il 14 agosto e sorge un piccolo problema perché domani è Ferragosto e sarò con amici praticamente tutta la giornata. Dopodomani abbiamo una giornata e il giorno dopo probabilmente piove. Quindi tra oggi, domani mattina presto prima di andare a festeggiare e il 16 dobbiamo pulire tutto quanto, dare il fondo epossidico 2 mani, lasciando il tempo che si asciughi, e poi pitturare e rimettere le finestre. Il problema è che pitturare, dato che non facciamo un colore unico, dobbiamo pitturare a fasce e anche il colore avrà bisogno di 2 mani. Quindi come tempi siamo un po' stretti. Non so, oggi sono un po' stressato per questa cosa e vediamo cosa riusciamo a fare adesso, oggi in giornata, così da riorganizzarci per le prossime giornate. Stamattina, mentre voi non guardavate, ho deciso di stuccare i punti in cui avevo grattato bene la ruggine e quindi ho dato lo stucco tutto attorno alle finestre, stucco in poliestere, e l'ho grattato. L'ho grattato bene solo nei punti che saranno visibili, i punti che stanno sotto alla finestra nella cornice li ho lasciati abbastanza ruvidi, tanto non ci interessa che ci siano finiture perfette dove non si vede. E in realtà anche questo è stato più lungo del previsto, ci ho messo 2 ore a fare tutto quanto. Quindi in una giornata in cui sono un po' preoccupato per le tempistiche non è proprio il top. Adesso diamo una bella passata dappertutto con l'antisilicone per rimuovere rimasugli di polveri e poi finalmente passiamo col fondo epossidico. Fa caldo. Banana. Porca miseria, è quasi l'una e fa un po' caldino. Vorrei riuscire ad andare avanti fino alla prima mano di fondo epossidico, così che stasera posso già dare la seconda. Però devo anche mettere lo scotch. Tosta, 32 gradi. Però ce l'abbiamo fatta e adesso passiamo alla prossima fase, che è la penultima, ed è il fondo epossidico. Il fondo epossidico è una sostanza, tra l'altro è un bicomponente, quello che applicheremo noi. Esistono anche monocomponenti, ma questo è bicomponente, quindi si utilizza una base più un catalizzatore e si aggiunge in realtà anche un diluente, quindi ci sono 3 prodotti che vengono mescolati insieme per creare questa sostanza che si va ad applicare su tutta la superficie dello scolabus dove dobbiamo verniciare e crea uno strato oltre che protettivo, perché ha anche
mi pare solfati di zinco, qualcosa comunque che aiuta a prevenire la ruggine, però quindi oltre a proteggere e a isolare, crea uno strato sul quale poi è facile verniciare, o meglio, la vernice si attacca bene. Sarà anche un po' una sfida contro il tempo, perché una volta mescolate queste 3 sostanze, la zuppa finale si indurisce in 20-30 minuti con queste temperature e noi dobbiamo usare il pennello per fare tutti i dettagli, poi passare con il rullo e nel mentre anche fare tutti i video, spostare le macchine fotografiche, eccetera. Quindi sarà divertente. Ok, anche questo è stato molto più lungo di quanto mi aspettassi. Adesso sono più o meno le 10 e sono riuscito a coprire all'incirca metà scuolabus e ho usato un sacco di fondo epossidico. Ho notato che quando faceva tanto caldo e la laminiera era ancora calda si asciugava in fretta e quindi dovevo usarne di più. Adesso per assurdo era più facile perché riuscivo a coprire aree maggiori con minori quantità di fondo, però col buio è difficile e non sono sicuro di averlo fatto bene, quindi speriamo. Domani mattina se riesco mi sveglio all'alba e finiamo. A domani. Ah, ah, ce l'ho fatta. Buon Ferragosto! Sono quasi le 6 di mattina, c'è un freschetto bellissimo e sono pronto a continuare con il fondo epossidico. Ho controllato quello che ho fatto ieri sera ed è uno spettacolo. Sognavo stanotte di trovare gocce che si sono asciugate, solidificate, colate durante la notte, invece no, è perfetto. E anche questo lato è perfetto. Assolutamente. Adesso devo rifinire un po' i dettagli, però in generale veramente al top. Ah, questo mi ero anche dimenticato di averlo fatto. Houston, abbiamo un piccolo problema. Ho finito il fondo. Non ne ho più. Potremmo lasciarlo così, però guardate che carino che è. Giallo e grigio. Non sta male. Ehi, via, tu via. Basta nidi, a parte gli scherzi. Il piano A, ovvero di dare il fondo dappertutto e verniciare tutto, ovviamente è andato a rotoli. Il piano B era, l'ho creato nel momento in cui mi sono reso conto che il fondo non sarebbe bastato, di fare solo la parte inferiore e lasciare il tetto per dopo. Il problema è la pioggia, che devo chiudere le finestre e volevo verniciare prima di chiuderle. E quindi niente, passiamo al piano C che mi è appena venuto in mente, ovvero copriamo i buchi delle finestre non con le finestre ma con qualcosa. Comprerò un altro telo, magari poi lo taglio e lo incollo solo in prossimità delle finestre e nel frattempo contatto il mio sponsor, esperti della vernice, e mettiamo alla prova l'assistenza clienti. Vediamo quanto rapidamente riescono a mandarmi altre confezioni di fondo epossidico in periodo di Ferragosto. Sperim ben. Stanotte ci sono state un sacco di pioggia e di vento, speriamo che... Oh!
spettacolo! Ha funzionato. Sotto ha mollato un po', ma ha tenuto bene sopra. Bene, bene, perché mi sa che ci saranno altri 3-4 giorni di pioggia e passerà un po' di tempo prima di ricevere il restante fondo eposidico. Eccoci, è il 24 agosto, sono passati un po' di giorni e se tutto va bene dovremmo avere 3 giornate di bel tempo adesso. Oggi mi sono svegliato all'alba perché ho solo la mattinata libera e voglio sfruttarla al massimo. E c'è un'altra cosa che ho scoperto, e cioè che dato che sono passate più di 48 ore, mi pare, dall'applicazione del primo fondo, prima di applicare il secondo, la seconda mano, dobbiamo carteggiare un pochettino. E beh, va. Banana. Ci sono volute 2 ore per grattare tutto lo scuolabus. Una grattata molto rapida e superficiale, rapida. Adesso devo passare con l'Indo, dare una pulita con l'antisilicone per eliminare tutta la polvere del fondo che ho grattato adesso, e intanto che lo faccio vi racconto un po' le cose che ho imparato dalla prima mano di fondo e che adesso saranno utili. In particolare ho imparato 2 cose fondamentali che saranno utilissime adesso. La prima, i rulli dovrebbero essere sempre bagnati e non devo tirarli troppo, altrimenti si asciugano, si incollano, lasciano pezzettini sullo scuolabus e poi anche si rompono. La seconda cosa, che in realtà è la più importante, è la quantità di fondo che preparo. La prima volta ho utilizzato i recipienti che permettono di misurare a volume la quantità dei componenti da miscelare. Questo però mi obbliga a preparare ogni volta mezzo litro di fondo eposidico, e dato che primo io sono molto lento, secondo anche per fare i dettagli col pennellino ci vuole un sacco di tempo, e terzo il fondo si asciuga molto rapidamente, e questo aumenta ancora di più quel discorso del fatto che i rulli poi si incollano più facilmente e si rompano. Perciò ho scoperto che invece di miscelare a volume si può utilizzare anche il peso. C'è una misura diversa, ma c'è sulla scheda tecnica, però in questo modo possiamo lavorare con 160 grammi di fondo eposidico invece che mezzo litro, e questo fa sì che sia molto più liquido durante la lavorazione. Finalmente! Adesso sembra strano così, il fatto è che questo fondo che mi è arrivato adesso è un po' più chiaro di quello precedente, altrimenti non si noterebbero queste strisce, quindi penso che sia tutto a posto, e anzi credo di aver fatto proprio un bel lavoretto, molto dettagliato. E prima di andare a riposare, per aggiornare le spese della camperizzazione, ho sostituito i filtri della mascherina perché iniziavo a sentire odore chimico, il che vuol dire che non faceva più il suo lavoro. Eccoci! Buongiorno bellissimi, bentornati. Bentornati, voi state vedendo un video unico, non sono passate giornate per voi. Oggi trasformeremo ancora una volta questo scuolabus. Adesso ha questo bel grigio a macchie e oggi iniziamo con il colore. E anzi, dire che gli diamo del colore generico è un po' sminuire quello che faremo oggi, perché gli diamo il Kraken. Kraken per gli amici, il nome completo in realtà è Kraken Coating ed è il rivestimento protettivo ultra resistente di Esperti della Vernice. È una pittura che praticamente fa da antigraffio, anti-urto, anti-abrasione, è impermeabile e anche anticorrosione, quindi un sacco di anti, il che vuol dire che il nostro scuolabus sarà super protetto. Adesso vi faccio vedere come si usa. Ok, in realtà siamo già esperti perché è molto simile a come si miscela il fondo eposidico. All'interno della confezione troviamo 2 componenti. Ci sono
l'indurente, hardener o catalizzatore, e la base, che è una base neutra. La differenza con il fondo epossidico è che a questa base neutra noi dobbiamo aggiungere il pigmento, quindi il colore che alla fine otterremo. Le mescoliamo assieme, poi aggiungiamo l'indurente, il tutto in una vaschettina, un po' di diluente acrilico e mescoliamo tutto insieme. Carlo, di Esperti della Vernice, mi ha dato un suggerimento molto interessante, che è quello di, una volta aggiunto il pigmento alla base, ci sarà del pigmento che rimarrà incollato all'interno della vaschettina. Quindi di aggiungere il diluente direttamente qua dentro, mescolare bene e aggiungerlo infine direttamente già nella base. Così abbiamo già il diluente per la soluzione finale e al tempo stesso utilizzeremo sempre la stessa quantità di colore in tutti i litri di vernice che usiamo. Altrimenti rischiamo che del pigmento in misure casuali resti sempre all'interno delle boccette. E tra la prima e la seconda mano di vernice devono passare all'incirca 15-20 minuti, che è molto poco, pensavo di più, il che vuol dire che con molta probabilità inizierò a pitturare questo lato e una volta raggiunta la fine potrò già dare la seconda mano. E non so se ve ne siete accorti, ma ho già aggiunto lo scotch di carta in prossimità del punto in cui cambierà il colore. E quindi ci sono due colori da indovinare. Spero che venga bene. Ok, pronti via. Banana. Ho iniziato stamattina alle 10 e senza fare pause, adesso sono le 5 del pomeriggio, sono riuscito a dare 4 mani di colore sulle due fiancate con le finestre. Il fatto è che vedo ancora alcuni aloni, quindi non capisco se sono io che tiro troppo il colore oppure se il giallo, essendo così un colore chiaro, non riesce a coprire perfettamente il fondo epossidico. Buongiorno! Ieri direi che ho parlato abbastanza, quindi adesso ci mettiamo subito all'opera. Banana. Ok, ho dato altre 2 mani di pittura e devo dire che non è niente male. Si vede ancora, guardando così contro luce, qualche piccolo alone, quindi mi sa che darò ancora almeno un'ultima mano di vernice. E sono estremamente soddisfatto di come è venuto sopra. Ho utilizzato il pennello, ho utilizzato una tecnica che non so se esiste, probabilmente sì, ormai è stato già tutto inventato. Sostanzialmente con il pennellino ho dato una mano abbastanza pesante di colore e poi ho dato dei colpetti per far sì che venisse un effetto ruvido che alla fine somiglia tanto all'effetto che rimane dopo aver passato il rullo. E ha funzionato, è molto bello, è anche molto pregno di colore, quindi non ci sono aloni lì sopra. Il che vuol dire che potenzialmente potremmo già mettere le finestre e poi fare l'ultimo strato superficiale anche dopo, tanto si trova sotto. Però credo che alla fine metterò il telo molto semplicemente e adesso facciamo una pausa di qualche giorno perché c'è pioggia. Ok, possiamo tirare giù il telo, direi. Fortuna che non mi fido delle previsioni del meteo che dicevano 8 di sera. Appena in tempo.
rocce grandi. Appena in tempo. Buongiorno! È il 6 settembre, quindi sono passati un sacco di giorni dall'ultimo video. C'è stato maltempo, poi motivi personali, non sono riuscito ad andare avanti con i lavori fisici sullo scuolabus, ma ho continuato con il progetto e ho iniziato a ordinare i materiali per l'isolamento interno, che sarà con molta probabilità la prossima fase. Ah, e se non l'aveste notato, finalmente riesco a fare il codino! Importante aggiornamento. Vedrete anche il mio cambiamento fisico nell'arco di questi mesi. Una cosa che dobbiamo fare prima di continuare a verniciare è carteggiare. Ho provato a chiedere conferma a Carlo di Esperti della Vernice, ma oggi è sabato, quindi giustamente non mi ha ancora risposto. Perciò mi fido di ciò che dice ChatGPT, l'intelligenza artificiale, e cioè che dopo più di 48 ore di pausa tra una mano di vernice e l'altra si riduce tanto l'adesione meccanica. Quindi se do adesso delle mani di vernice sulla vernice completamente asciutta, c'è il rischio che non si attacchi bene e che poi si sfogli o si rovini in qualche modo. Banana. Banana! Mamma mia che faticaccia! Spero tanto che il prossimo colore, che è più scuro, si riesca a dare più facilmente, con meno mani. Abbiamo finito il giallo! Domani piove, quindi mi sa che ci vediamo tra qualche giorno. Buongiorno. È il 15 settembre e sono arrabbiato con il meteo perché sta continuando a piovere di continuo e sta rallentando tantissimo i lavori. Oggi finalmente c'è una giornata di bel tempo perché è tutto stranuvoloso e potrebbe scendere pioggia da un momento all'altro, ma le previsioni dicono di no, quindi dato che siamo lenti ho deciso di fidarmi. E quindi stamattina ho già iniziato a preparare la parte per il secondo colore. Il tetto lo faremo più avanti quando ho più giornate di bel tempo perché è ancora da fare il fondo epossidico. In particolare ho impiegato più di 2 ore solamente per grattare la superficie, pulire tutto quanto con l'antisilicone e applicare lo scotch con molta attenzione perché adesso la linea che si verrà a creare sarà quella definitiva. Adesso vi faccio vedere il colore! Ah sì, e nei giorni di pioggia ho anche costruito questo tavolo e l'ho fatto utilizzando solamente materiali di recupero. Inizialmente pensavo di creare 2 cavalletti come supporto per
i pannelli di multistrato che andremo a lavorare e quant'altro, ma poi ho pensato, vabbè, se faccio un bel tavolo solido e resistente ci posso sempre lavorare sopra e può essere comodo anche per piccole cose. Ed è venuto stra bene, sono super contento. Ben, bando alle ciance che non abbiamo tempo, vi faccio vedere il secondo colore. Ovviamente anche questo crack and coating di Esperti della Vernice, e qua dentro abbiamo il pigmento. Ah, sono stra curioso di vederlo. Tan 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 tan. Oh, 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 oh. È bellissimo. Bellissimo! Ok, ora lo andiamo a usare, ma prima di tutto banana. Che bello! Porca miseriaccia, sono stanchissimo, distrutto. Già da un paio d'ore le ginocchia mi facevano malissimo, cercavo di stare in qualunque posizione, ma alla fine dovevo per forza piegarle. Poi adesso con il buio, la luce che lampeggiava ogni tanto per farmi capire che si stava scaricando, gli insettini, le falene che mi fanno venire i colpi, i pipistrelli che se non altro hanno spaventato le falene, gocce di pioggia che preannunciano pioggia, che mi hanno fatto venire un po' di paura, ma per fortuna ha già smesso, e sono stanchissimo e ho tanta fame. Però sono riuscito a terminare la parte bassa. Spero di averlo fatto bene, perché con questa lucina non è che si veda benissimo, quindi spero di aver fatto un buon lavoro. E niente, lo scopriremo con il sole. Adesso vado a mangiare e tra un paio d'ore, prima che venga la pioggia, vengo a tirare giù il telo. Oh, 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 oh. È bellissimo! Ci sono un po' di difettucci, li vedo, quindi mi sa che darò anche una terza mano di verde, ma lo posso fare anche in seguito. Direi che per la riuscita di questo video adesso facciamo il tetto e poi lo terminiamo qua. Sì, i difetti sono proprio piccoli piccoli. È venuto molto bene e mi piace anche il fatto di aver colorato i copriruota. Altro lato. Per qualche motivo questo lato viene sempre meglio, forse perché non era buio quando ho dato la seconda mano. Dai, sono stra soddisfatto. Adesso abbiamo circa 4 giorni di fila di bel tempo, quindi l'obiettivo è di togliere i teli, pulire dalla colla che sarà rimasta a causa dello scotch di carta, fondo epossidico, vernice e poi abbiamo finito. Ci siamo quasi. Come avrete notato sto andando straveloce con i timelapse e i video perché ormai manca poco, le cose che sto facendo le conoscete già. Adesso facciamo il fondo epossidico sul tetto e spero di riuscire a farlo questo pomeriggio in una volta sola. Darò un'unica mano bella densa, così che domani posso già verniciare e nel pomeriggio dovrebbe essere finito. Oggi potrebbe essere l'ultimo giorno, ultimo o penultimo diciamo. Ieri sera sono andato avanti fino a tardi per terminare il fondo epossidico sul tetto e ce l'ho fatta. È molto carino anche così, però no, dobbiamo colorarlo. Tra l'altro oggi abbiamo un aiutante che ha già iniziato a grattare tutta la fascia bassa che abbiamo già colorato di verde, perché ho deciso di dare anche una terza mano. C'erano alcuni dettagli che non mi convincevano. Niente,
Speravo che questa fosse l'ultima banana e invece mi sa che ce ne sarà un'altra. Dai, però manca solo il tetto. A domani. Ok, io non lo dico più. Se finiamo, finiamo, se non finiamo andiamo avanti. Non posso continuare a dipingere fino a tardi perché alle 9 già si crea un sacco di condensa e quindi la vernice rimane bagnata, non si asciuga bene e non so se sia questo il motivo, ma è rimasta opaca ed è molto evidente. Oggi ci fermiamo qua, come vi dicevo c'è quel problema della condensa per cui non posso continuare dopo un certo orario, altrimenti si riempie di gocce d'acqua e poi non si asciuga bene. Manca solo il tetto! Sono comunque contentissimo di essere riuscito a ricoprire tutte le parti che ho fatto ieri. Speriamo si asciughino bene, speriamo si asciughino bene. Non si è asciugato bene. Nonostante abbia smesso di pitturare presto, comunque ci sono delle linee create dall'acqua della condensa e il colore in generale è un po' opaco. Vediamo con la scala. È meglio, ma come vedete qua, però vedete qua sopra proprio si creano delle pozzette di acqua che poi gocciolano giù così durante la notte e lasciano delle linee verticali. L'altro ieri era speranza di finire, ieri era rassegnazione che non avrei finito, oggi è necessità perché da domani torna la pioggia e avrò un'altra settimana di pioggia se non di più. Quindi oggi deve essere fatto. Let's go! Ed eccoci qua di nuovo. Come abbiamo iniziato, terminiamo questo video. È stata una odissea incredibile, vi sono grato per aver seguito fino a qua tutto il video. Spero che non sia stato troppo noioso, ho cercato veramente di combinare contenuti diversi, timelapse, riprese con la macchina fotografica, ma immagino che dopo un po' possa essere diventato un po' ripetitivo, perché alla fine quello è. Oltre alle informazioni tecniche, magari alcuni dettagli, le cose che ho scoperto, che ho imparato, il resto è pura e semplice manodopera e tante nuvole passate. Sono molto soddisfatto, sono estremamente contento del risultato. L'unica cosa che non mi convince del tutto, però mi ci abituerò, è il fatto che il tetto, essendo un po' inclinato, riflette la luce e il colore del cielo, quindi il verde che si vede sul tetto dal basso sembra differente dal verde che c'è invece nella parte bassa dello scuolabus. In realtà è lo stesso. Quindi questa è l'unica cosa che non mi sconfifferà al 100%, ma come dicevo, va benissimo anche così. La vernice mi sembra fantastica, adoro il fatto che sia opaca come ho chiesto e anche l'effetto a buccia d'arancia mi piace tantissimo. Sono convinto che questa vernice resisterà a qualunque cosa, terremoti, maremoti e tutto quello che andremo a incontrare sulla nostra strada. Bene, immagino che questo video sia già stato fin troppo lungo, quindi termino qui la chiusura. Ancora vi ringrazio per aver seguito il video, se vi è piaciuto mi raccomando mettete un like, commentate, iscrivetevi al canale e soprattutto condividetelo, è l'unico modo per far crescere la community. E se avete visto il video fino a qua, la parola di oggi è ce l'abbiamo fatta. Facile da nascondere nei commenti, potete usarla come volete, così saprò che avete visto il video fino in fondo. Bene, ciao bellissimi, un grandissimo abbraccio. Ah sì, ultima banana.